Alla ricerca di sé attraverso le tradizioni del passato, da 6 anni, il 25 marzo in Veneto si celebra la festa dell'identità veneta, una ricorrenza abbinata ad un concorso per le scuole chiamata ad esprimere con una personale interpretazione creativa la propria cultura. 5.000 gli studenti che partecipano, 160 i progetti multimediali presentati, una gara con premiazioni finali alla scuola di Santa Maria della Pietà a Venezia. Sapere chi siamo è importante anche per capire dove andiamo. C'è sempre la presenza della comunità italiana in Istria e di Fiume, questo per indicare l'identità di un popolo veneto che va oltre i confini geografici e politici del nostro paese. Beh, la storia di Venezia ce l'ha insegnato, forse Venezia è stata la prima nazione globalizzata che ha saputo conquistare non solo i mercati ma anche trasmettere i propri saperi e la propria identità nei popoli del mondo e dell'Adriatico e Mediterraneo in particolare. Quindi questa presenza che va anche tra le nostre genti che risiedono in Istria è molto importante per noi perché segna un riaffermarsi di un legame, di un filo conduttore che le nostre tradizioni e la nostra identità, la nostra lingua fa sì che non siano mai stati interrotti. 113 le scuole italiane ma anche dell'Istria e della Croazia per quell'identità che va oltre il confine, una commedia, la scelta di un istituto croato. Io ho cominciato ad illustrare la storia perché l'ho scritta io, la commedia, allora ho cominciato a personaggi, allora il primo momento erano subito entusiasti, io voglio fare quello, vediamo, comunque l'hanno presa benissimo fin dal primo momento. Si ricorda che le prove noi le facciamo sempre nel pomeriggio, addirittura anche di sabato perché non abbiamo tempo e loro venivano senza problemi, anzi gli piaceva molto. Sesta edizione di un concorso che diventa itinerante in Veneto che non può prescindere dal coinvolgimento delle Pro Loco. Coinvolgere le scuole attraverso questo concorso sulla tradizione, sull'identità, sulla lingua veneta. E il nostro stupore è stato il successo straordinario che sta avendo questa iniziativa perché la partecipazione anche quest'anno di 113 istituti nel Veneto, sono penso più del 20% degli istituti del Veneto scolastici, è una cosa veramente straordinaria, con 160 lavori presentati. E questo poi collegamento che c'è tra le scuole e le Pro Loco che nei territori assieme lavorano per sentire le storie dei nonni, per recuperare le tradizioni, per studiare anche quella che è la nostra storia.